La conquista italiana della Somalia britannica, 3 agosto 1940-19 agosto 1940, rappresenta l'unica operazione militare italiana vittoriosa nella Seconda Guerra Mondiale, senza alcun intervento da parte dell'alleato tedesco. È inoltre, insieme all'occupazione tedesca delle isole del Canale, l'unico caso di occupazione di territori britannici o soggetti alla corona britannica nel corso della guerra. L'Egitto, infatti, parzialmente occupato dagli italo-tedeschi, nonostante la presenza militare britannica, era ufficialmente indipendente. Nei mesi immediatamente successivi all'entrata in guerra italiana del 10 giugno del 40, i vertici militari dell'Africa orientale italiana decisero, dopo l'occupazione di Kassala, Galabat e Kurmuk nel Sudan e dopo alcune operazioni in Kenya, conquista di Moyale e della zona circostante, di passare all'offensiva contro la Somalia britannica. Questa azione avrebbe impedito un'azione britannica contro l'Harrar italiano. Avrebbe inoltre eliminato ogni contatto fra i francesi a Djibouti e i britannici e avrebbe anche notevolmente ridotto l'ampiezza del fronte da controllare, passando dagli oltre 1100 km di frontiera terrestre a circa 700 km. Le forze inglesi della Somalia britannica ammontavano a 11.000 uomini, 2 battaglioni fucilieri, 2 battaglioni indiani del Punjab, un battaglione scozzese, 5 battaglioni in tutto, e 5 compagnie di cammellieri. Le forze italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, ammontavano a 35.000 uomini, 30.000 indigeni e 5.000 italiani, 23 battaglioni coloniali, 3 battaglioni nazionali, 26 battaglioni in tutto, e 21 batterie d'artiglieria di vario calibro. L'operazione ebbe successo per le forze italiane, che entrarono vittoriosamente a Berbera il 19 agosto del 40, poco più di 2 settimane dopo l'inizio dell'offensiva. L'attacco alla Somalia britannica venne autorizzato da Pietro Badoglio il 28 luglio del 40, ma iniziò il 3 agosto. Le forze italiane, comandate dal generale Guglielmo Nasi, erano divise in 2 tronconi, ciascuno dei quali a sua volta diviso in 2 colonne. Lo scacchiere est, colonna di sinistra comandata dal generale Sisto Bertoldi, 70ª Brigata Coloniale e 17ª Brigata Coloniale, colonna centrale comandata dal generale Carlo De Simone, divisione Harar, 13ª Brigata Coloniale, 14ª Brigata Coloniale, 15ª Brigata Coloniale, una compagnia carri M, 12M1139, una compagnia carri L, 12L335, uno squadrone autoblindo, Fiat 611, una batteria da 149-13. Mentre le forze direttamente controllate dal generale Nasi erano costituite dalla colonna costiera, comandata dal generale Passarone, un battaglione camicie nere, un battaglione e unità miste, e la colonna di destra, comandata dal generale Bertello, un battaglione coloniale, 2 battaglioni di Dubat e una batteria di artiglieria cammellata. A queste forze si aggiungeva la riserva, comprendente la seconda brigata coloniale, e comandata dal colonnello Lorenzini. Già il 6 agosto il generale Nasi ordinò alle sue colonne di muovere in direzione di Berbera, lungo 4 direttrici di marcia, con l'intento di superare di slancio le difese britanniche, poste a semicerchio intorno alla città. Il 7 agosto prese via la seconda fase dell'attacco, che, dopo 3 giorni di marcia e di avvicinamento alle postazioni nemiche, portò alla battaglia di Argan, la principale posizione difensiva britannica nella Somalia, posta all'ingresso di Berbera. Dopo una preparazione iniziale, che comprese il giorno 11 agosto con intenso bombardamento aereo, 3 brigate coloniali italiane, 14ª a sinistra, 15ª a destra e con la 13ª in seconda schiera, passarono lo stesso giorno all'attacco, senza tuttavia ottenere risultati particolarmente significativi. Il 13 agosto i reparti italiani furono in grado di compiere progressi lungo la strada di Berbera e il 14 agosto, con una serie di colpi di mano, furono occupati 2 fortini presidiati dalle truppe britanniche. L'operazione terminò con l'entrata a Berbera delle truppe italiane, il 19 agosto del 1940, poco più di 2 settimane dopo l'inizio dell'offensiva. Dal bollettino ufficiale di guerra numero 78 dell'agosto del 40, l'attacco ebbe inizio nel pomeriggio del giorno 11, proceduto ed accompagnato dall'azione dell'aviazione, che, agli ordini del generale di brigata aerea Collalti, agiva con ondate successive di bombardieri sugli apprestamenti difensivi nemici e con incursioni di cacciatori mitraglianti sui campi dell'aviazione nemica. L'avversario, sfruttando gli apprestamenti difensivi, opponeva però tenace e valida resistenza, con il fuoco, con il contrattacco, con ben organizzate azioni di artiglieria. La nostra azione riprendeva il giorno 12 e continuava accanita nei giorni 13 e 14. Malgrado le difficoltà opposte dal clima e del terreno, manovrando sagacemente e concentrando gli sforzi alle ali,
Le nostre truppe valorose, con il valido appoggio dell'artiglieria e ripetuti bombardamenti aerei, progredivano metodicamente, travolgendo successivi e muniti ordini di difesa britannica. Il giorno 15, per via violento bombardamento aereo, seguito da precisa preparazione di artiglieria, la 15ª brigata, la nostra ala destra, conquistava di slancio gli ultimi capisaldi nemici, a cavallo della rotabile per la Farouk. Nel solo caposaldo numero 1 venivano fatti prigionieri 13 ufficiali ed altri militari inglesi e nel suo interno si contavano oltre 200 morti di un battaglione rhodesiano. Contemporaneamente alla sinistra, la 2ª brigata, travolti gli ultimi centri di resistenza del nemico, ne avvolgeva l'ala destra. A notte gli inglesi li piegavano, lasciando sul terreno centinaia di morti e nelle nostre mani numerosi prigionieri ed ingente quantità di materiale, fra cui artiglierie. Dopo 4 giorni di lotta accanita, il sistema difensivo inglese era così completamente travolto. Terza fase, dal 16 al 19 agosto. Superata in tal modo la principale postazione difensiva del nemico, le nostre truppe proseguirono la loro avanzata. 15ª brigata sulla Farouk, fiancheggiata a sinistra dalla 13ª e a destra dal gruppo delle bande Bertello, con il compito di avvolgere le difese da esso investite. In riserva le brigate 70ª e 14ª. L'aviazione continuava costantemente il predominio del cielo, proteggendo le sottostanti colonne. Bombardava e volgeva in fuga i rinforzi nemici accorrenti, infliggendo loro sensibilissime perdite, ed iniziava un sistematico bombardamento delle navi da carico e da guerra che il nemico faceva fluire nel porto di Berbera. Una nostra colonna autocarrata, costituita con gli elementi di volontari tratti da tutte le forze armate, da un battaglione di camicie nere e da uno indigeno, agli ordini del luogotenente generale Passarone, partita da Zeila, raggiungeva nel frattempo Bular, lungo la strada costiera che da Zeila conduceva a Berbera. Il gruppo Simone presto urtava presso la Farouk, con il secondo sistema difensivo, anch'esso munitissimo di reticolati, trincee e caverne, sul quale avevano ripiegato le truppe sconfitte, e dove erano affluiti gli ultimi rinforzi disponibili nel territorio della colonia. Il 18 agosto anche l'ultimo baluardo inglese, investito frontalmente dal volto alle ali, veniva sfondato. Battaglioni indiani, con accaniti contrattacchi, cercavano invano di liberarsi dalla pressione dei nostri. Il generale Nasi lanciava allora verso Berbera la colonna motorizzata, già predisposta per lo sfruttamento del successo, e costituita con unità di polizia AI. Mentre gli inglesi, in disordinata fuga, dopo l'inutile prodezza di incendiare la parte europea di Berbera, si forzavano di mettersi in salvo sull'ultima nave da guerra rimasta in porto, ripetutamente bombardata dalla nostra aviazione. Il 19 le nostre truppe entrarono in Berbera. Durante le operazioni abbiamo catturato alcune centinaia di automezzi e di armi automatiche, numerose artiglierie e carri armati, ingenti quantità di munizioni, di viveri, del materiale del genio e di sanità. Nelle nostre mani sono inoltre rimasti qualche centinaia di prigionieri delle truppe regolari e tutte le truppe somale, ammontanti a circa 1 migliaio di uomini. Tali truppe erano state impiegate per proteggere l'imbarco degli inglesi e abbandonate poi al loro destino. Gli inglesi persero tutti 272 uomini, 50 morti, 102 feriti e 120 dispersi. Le truppe italiane ebbero invece le seguenti perdite: 475 morti, 1530 feriti e 34 dispersi, per un totale di 2029 uomini, dei quali 161 italiani e 1868 ascari. A queste cifre vanno aggiunte quelle delle tribù locali, che appoggiavano i britannici contro gli italiani, ebbero circa 2000 perdite, e quelle dei somali locali che invece lottarono dalla parte di quest'ultimi, 1 migliaio di vittime.